Andiamo? Così. Oppa! Per chiudere la campagna referendaria a favore del no in provincia di Vicenza, Matteo Salvini sceglie Rosà, il feudo leghista alle porte di Bassano, dove il Carroccio governa ininterrottamente da quasi 25 anni e lancia la ricandidatura a sindaco di Paolo Bordignone. È l'esempio di una delle buone amministrazioni che vorremmo riconfermare. Questa riforma toglie ulteriori poteri ai sindaci, sull'immigrazione decide solo Roma, anche perfino sulla sanità e sulla scuola decide solo Roma, invece per me decidono i sindaci. Quando torniamo al governo facciamo quello che non abbiamo fatto in passato, ovvero sia cancelliamo i prefetti e sono i sindaci a gestire il loro territorio. Una veloce tappa di poco più di un'ora tra un'intervista radiofonica e l'altra. Siamo in diretta? Inutile perdere tempo tra di noi, la sfida è sul filo e bisogna convincere gli indecisi. Il messaggio di Salvini dal piccolo palco montato sulla retro del blindatissimo bar centrale. La partita è più aperta, è in Veneto e in Lombardia. Nell'altra stragrande maggioranza delle regioni hanno già deciso. Bravo. Naturalmente ha già deciso anche il popolo leghista, corso ad applaudire il suo leader carismatico, in corsa per la guida del centrodestra. Il carisma purtroppo ce l'ha anche Renzi, però di Renzi non ci fidiamo più. Dicono gli altri sono tutti un inganno praticamente. Il popolo sovrano non è né di destra né di sinistra, non è né di Renzi e né di nessun altro. Prima di ripartire in fretta verso Padova, tra autografi e selfie a raffica con i militanti, Salvini si rivolge ai risparmiatori coinvolti nei casi Popolare e Veneto Banca, vittime, afferma, anche di un governo che ha dormito nei controlli. Come minimo vogliamo sapere a chi sono stati dati dei soldi che non dovevano essere dati, non solo a Vicenza, ma da Banca Etruria, da Monte dei Paschi di Siena. Io vorrei vedere qualcuno in galera e vorrei vedere i risparmiatori risarciti. I soldi ci sono fermi a Bruxelles. Un Presidente del Consiglio con le palle, non come Renzi, va a Bruxelles e quei soldi li riporta indietro. Ciao ragazzi! E Matteo Salvini sarà proprio l'ospite di Dopo il TG di questa sera.